Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti. Proposta approvata all'unanimità. 521 votanti, 521 alzate di mano. Approvata all'unanimità ieri sera durante l'assemblea dei soci di Centro Marca Banca Credito Cooperativo l'affiliazione al gruppo bancario Icrea. No, ma anche che i soci si fidano e i risultati stanno dimostrando che la fiducia è ben riposta. E se l'unanimità poteva sembrare inaspettata, l'esito della votazione era prevedibile, almeno da parte del Consiglio d'amministrazione, che venerdì sera è stato riconfermato. Noi abbiamo sempre aderito, abbiamo sempre investito nel gruppo Icrea, quindi era già nella naturale predisposizione di continuare in questa strada. In apertura è stato dato il benvenuto ai 249 nuovi soci. Successivamente, con un minuto di silenzio, sono stati ricordati i soci scomparsi. Presente all'assemblea anche il presidente della Federazione Veneta, Ilario Novella. Le BCC sono una realtà veneta, ha detto, che rappresenta il 10% delle quote di mercato, ha 546 sportelli, 126.000 soci, quasi 5.000 dipendenti. Una delle caratteristiche principali, ha detto, parlando ai soci di Centro Marca Banca, è che non ci troviamo di fronte ad una banca con soci investitori, ma con soci operatori. Ma enfatizziamo il socio come portatore di lavoro, di interessi nella propria banca, di consigli, di relazioni. Questo è il capitale, che non è un capitale quindi di natura economica, è un capitale umano. 85 milioni di euro di credito erogato nel corso del 2016, ma al di là di questo il sostegno più importante è stato dato a quelle famiglie e imprese che si sono trovate in seria difficoltà. Quest'anno abbiamo erogato 85 milioni di euro a famiglie e imprese del territorio, quindi dando uno stimolo importante all'economia per operazioni di investimento sia per la prima casa, per le famiglie che anche per le imprese, per investimenti strumentali. Al di là di questo il sostegno più importante è stato dato a quelle famiglie e imprese che hanno avuto la necessità di sospendere il pagamento delle rate o di rinegoziare i mutui allungando la durata perché vivono e hanno vissuto situazioni di difficoltà. Durante l'assemblea è stata ribadita la ragione per la quale ogni BCC esiste, quella della mutualità. Nel corso del 2016 sono state finanziate con oltre 142.000 euro iniziative di carattere sociale, culturale, solidaristico e di volontariato che si sviluppano nel territorio.